Sabato serata particolare in un agriturismo di Corleone, si farà una bellissima serata che riguarda la gastronomia siciliana. Di cosa si tratta? Si tratta di un festival del dolce tipico siciliano che stiamo organizzando in un bellissimo posto di Corleone, nei pressi di Campofiorito, l'agriturismo del signor Graziano, il bevaio di Corleone, sponsorizzata anche dall'artista palermitano Nino Parrucca, che ci fornisce appunto i piatti per i primi tre classificati. E ci sarà tanta gente, abbiamo invitato anche Francesco Mistretta, sassofonista di Alcamo, che allieterà diciamo il nostro apericena, e poi ci sarà una giuria internazionale dedita proprio al assaporare i dolci più buoni e quindi a premiarli. Questi dolci da chi saranno fatti? Saranno fatte da persone sia da privati che ovviamente anche da aziende che sono nel campo della pasticceria siciliana. Il top della pasticceria siciliana sarà lì appunto a farci assaggiare questi buonissimi dolci. Trattandosi di festival vuol dire che ce ne saranno tanti. Sì, ce ne saranno tanti e tante saranno le persone, e tanti e buoni, e ce ne saranno anche tanti appunto perché ci sono tanti ospiti da poter appunto gradire questi bellissimi dolci che abbiamo in Sicilia. Oltre a questo evento che è proprio imminente, l'associazione, la tua associazione, perché tu hai un'associazione, ne ha in programma altri, ma quale sarà il prossimo evento? Stiamo organizzando un casting cinematografico sulla zona di Villa Immacolatella, che abbiamo scelto questa bellissima location appunto perché il signor Curatolo ci ha data in gestione tutta questa villa per poter girare appunto questo cortometraggio che parlerà dell'Anciuria siciliana, quindi dei soprannomi, c'è un matrimonio tutto organizzato, tutte comparse siciliane, tutti i giovani volti e anche personaggi già che hanno fatto parte dei nostri cortometraggi siciliani. Questo sicuramente andrà o agosto o settembre. Fino ad agosto cominciamo a girare a Villa Immacolatella e poi a settembre gireremo effettivamente sia il backstage sia le prove del film. E abbiamo scelto anche un bravissimo artista che voglio nominare per le basi musicali di questo cortometraggio, Gio Patania di Augusta Siracusa, che ci ha fornito la sua musica siciliana proprio bellissima, scelta per questo cortometraggio. Quindi stiamo diventando sempre più professionali. Penso di essere più che altro un siciliano che ha a cuore il suo territorio, è normale che siamo professionali dentro, quindi apprezziamo il territorio.